Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, puntata che si divide in due parti. La prima è un ampio spazio alla sanità veneto con ospite Emanuela Lazzarin, assessore regionale alla sanità, e nella seconda invece parleremo degli eventi della provincia con Cristian Bottaro, sindaco di Villanova, poi ovviamente lo avremo ospite. Prima nel processario ho detto, abbiamo parlato del Covid, cosa ne pensa del reintegro dei medici, del personale Novax all'interno dell'azienda ospedaliera? Perché è nato anche lì un bel parlare, tanti non li vogliono, specialmente con i soggetti più fragili, tanti hanno paura, colleghi stessi. Com'è la situazione? Perché poi è lei che deve gestire anche questa situazione. Ma intanto io credo che dobbiamo dire che allora, la scadenza di questo obbligo finiva il 31/12/2022, quindi tra 2 mesi. È stata anticipata dal governo di 2 mesi più o meno, no? Quindi non è una cosa, sarebbe successa tra 2 mesi. Oggi io credo che il ragionamento che è stato fatto è che il contesto epidemiologico è completamente diverso, nel senso rispetto a un anno fa, 2 anni fa e quant'altro, e oggi c'è anche la necessità di recuperare personale perché il sistema è già carente di personale. Messi insieme queste due cose hanno portato quindi al provvedimento di reintegro. In Veneto sono 605, in tutto il Veneto, di questi 605 solo 12 sono medici e di questi 12 a memoria ricordo 3 sono medici di base, di famiglia, uno è un veterinario, gli altri sono medici, quindi stiamo parlando veramente di un numero molto poco, perché ricordiamolo che in Veneto il 94,5% dei nostri sanitari si è vaccinato, quindi ha completato il ciclo vaccinale. Noi abbiamo chiesto fin da subito un parere al CTS regionale, al nostro CTS, il nostro Comitato Tecnico Scientifico, che ha dato delle indicazioni che sono quelle che già insomma noi avevamo un po' optato, ossia l'utilizzo della mascherina FP2, il sottoporre queste persone allo screening anche più ravvicinato. Noi oggi facciamo uno screening ogni 20 giorni ai sanitari insomma, che lavorano, ogni 20 giorni si fanno il tampone per vedere se c'è circolazione di virus. Abbiamo detto fate invece lo screening molto più ravvicinato, decidete voi. Che tipo di tampone fanno? Tampone rapido fanno. Tampone rapido oggi insomma è quello che viene fatto un po' per tutti, tampone rapido di terza o quarta generazione, però insomma non quelli di prima generazione, e quindi la possibilità nel momento che vengono reintegrati di fare uno screening anche ogni tot di giorni, quindi per verificare, e anche la richiesta, e poi saranno appunto i direttori sanitari, i direttori medici, di pensare a queste persone non in contesti di fragilità, quindi l'oncologia, l'oncoematologia, piuttosto che situazioni di altro tipo in cui probabilmente ci sono dei soggetti più fragili che devono essere tutelati. Fatte queste considerazioni io credo che era inevitabile e si è solo anticipato di 2 mesi. Con questo però è chiaro che va sottolineato, rimarcato il plauso e il ringraziamento ai sanitari che si sono fatti il vaccino subito, che comunque sono sempre rimasti in prima linea e che hanno contribuito in maniera molto forte alla lotta al Covid. Assessore, nasce proprio da quella frangia di persone questa polemica che ne è nata in questi giorni sui giornali a livello nazionale? Sono proprio i medici quelli che ci lavorano, gli infermieri che ci lavorano che dicono no? Ma perché si sono sentiti, io credo, un po' traditi, nel senso di dire noi che ci siamo vaccinati. Ho sentito un'intervista di uno che ha detto allora il vaccino è arrivato, me lo ricordo benissimo, il 27 di dicembre 2020, le prime dosi di vaccino che abbiamo fatto ai sanitari. Quei sanitari che in quella domenica, mi sembra, avevamo a memoria, ricordo, circa 700 dosi di vaccino in tutto il Veneto e erano dedicate ai sanitari, terapie intensive, pronto soccorso, malattie infettive. Quei sanitari che se lo sono fatto a quel giorno hanno fatto un atto di massima fiducia nei confronti della scienza, perché era un vaccino ancora con dei trial aperti, quasi, certo. Cioè non era il vaccino che ci siamo fatti anche noi dopo 7-8 mesi in cui comunque si erano già vaccinate tante persone, quindi in cui il numero di persone in tutto il mondo era aumentato, quindi
io capisco anche la loro insomma un po' di diciamo così disapprovazione o forse di rabbia, però ripeto, il contesto in cui sono stati inseriti oggi è un contesto diverso e che oggi purtroppo richiede anche questa forza lavoro, perché con la carenza di personale che c'è è importante anche recuperare le poche unità che ci sono, insomma. Ecco, va bene. L'ascolto perché adesso andiamo proprio sulle carenze praticamente dei medici e poi verificheremo anche quelli delle cooperative, insomma. Allora andiamo a vedere com'è la situazione dei medici di base in questo servizio con il presidente, il dottor Crisara, sentiamo. Continuano a mancare all'appello i medici di base, soprattutto nella nostra regione. Gli assistiti per medico oggi superano le 1500 unità, una cifra molto al di sopra della media nazionale. E così ci sono sempre più persone senza punti di riferimento in termini sanitari, una situazione di una gravità senza precedenti che va risolta a stretto giro, come ribadisce il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. Un trend crescente che arriverà tra 2 anni a far mancare quasi la metà dei medici di famiglia di questa provincia e non ci sono all'orizzonte le situazioni per poter compensare questa carenza. C'è il ritardo nel corso di formazione specifica in medicina generale, che già il precedente è iniziato con 1 anno e mezzo di ritardo, e di quello 2023 non se ne vede la luce perché non sono stati fatti ancora i bandi, nonostante che per la Regione Veneto sarebbero a disposizione 400 posti. Ma oltre ai medici manca personale amministrativo di segreteria che possa sgravare il professionista da mere questioni burocratiche. Che sgravino il medico da incombenze che non sono le sue, come quella amministrativa, oppure le piccole medicazioni, i controlli pressione, i controlli glicemia, che possono essere tranquillamente fatti da un infermiere o da un operatore sociosanitario e liberare quindi tempo al medico che possa girare su più ambulatori. Qualche traccia, Crisara l'ha detta. Com'è la situazione, Assessore, sotto questo punto di vista? Allora, faccio una premessa. Noi, se ci ricordiamo tutti molto bene, prima del Covid parlavamo del grande problema della mancanza dei medici in ospedale, no? Eravamo molto concentrati sull'ospedale, l'emergenza-urgenza, terapie intensive, ortopedia, pediatria. Cosa succede oggi e cosa c'era già ma era un po' meno noto? Che oggi, oltre ai medici ospedalieri che continuano a mancare soprattutto nelle specializzazioni che citavo prima, oggi c'è una grande carenza di medici nel territorio, quindi medici di medicina generale, medici di famiglia, e c'è una grande carenza anche di figure che appartengono alle professioni sanitarie, infermieri e operatori sociosanitari, perché ne mancano tantissime, pensiamo solo oggi alle case di riposo quando stanno soffrendo. Per quanto riguarda i medici di famiglia, allora noi abbiamo in Veneto 2.850 medici di famiglia, ne avevamo 3.000 nel 2018, più o meno 3.000 nel 2018, ne abbiamo persi alcuni tra pensionamenti oppure scelte diverse. I nostri medici di famiglia oggi hanno circa 1450 assistiti a testa, se tutti avessero lo stesso numero, però ci sono medici che hanno punte anche di 1600, 1650 fino ai 1800, ne abbiamo autorizzato anche fino ai 1800 in emergenza. E oggi abbiamo una situazione in cui abbiamo 570 zone carenti. Le zone carenti sono quelle zone in cui non c'è il medico di famiglia, quella frazione o quel paese in cui non c'è il medico di famiglia, perché il medico di famiglia è andato in pensione e non abbiamo trovato un sostituto. Da qua al 2025, diceva bene Crisara, andranno in pensione, dai calcoli che abbiamo fatto, altri 450 medici in tutto il Veneto, parlo del Veneto. E quindi è chiaro che aumenterà ancora di più questo divario, però da qua al 2025 con i corsi che sono in itinere, quindi il 16esimo, il 17esimo, il 18esimo corso, insomma, che finiscono nel 2025, dovrebbero uscire, perché bisogna capire se tutti finiscono i 3 anni di specializzazione, se quelli che finiscono decidono di fare il medico di famiglia o decidono di fare il libero professionista e il gettonista, ne parleremo dopo. Oppure se qualcuno rinuncia o qualcuno entra nella specializzazione, perché ci sono tante borse di specializzazione, ne dovrebbero uscire 500. Quindi insomma abbiamo un trend altolenante che però insomma non coprirà tutti i fabbisogni, ma che comunque darà una risposta.
Qual è il problema oggi? Il problema oggi è che non si riescono neanche a coprire le borse di studio che ci sono, perché c'è poca appetibilità o attraibilità, chiamiamola come vogliamo, rispetto a questo lavoro. Questo perché c'è troppo carico di lavoro, perché la burocrazia è troppo pressante, perché oggi insomma, il medico di famiglia deve gestire l'anziano, la cronicità, la non autosufficienza, per 1000 motivi. Quindi io credo che lo sforzo importante che dovremmo fare è quello di cercare di rendere più appetibile, più gestibile questa mansione, perché guardate che ci sono tanti medici di famiglia che rinunciano e quindi hanno fatto i 3 anni di specializzazione, fanno i liberi professionisti, dopo invece di prendersi un ambulatorio con 1500 assistiti, preferiscono fare il libero professionista e entrare in una cooperativa e fare il gettonista. Se lei lo sa benissimo, immagino che ci vuole poco, basta aumentare lo stipendio. Io credo che ne trova, però se lei aumenta lo stipendio... Se io parlo con loro, allora il medico di famiglia non è un medico che prende proprio poco, perché un medico di famiglia con 1500 assistiti, tra l'indennità per assistito, tra altre indennità, alla fine comunque porta a casa sui 100.000 euro l'anno. Lordi? Sì, 100.000, 110.000 euro. Lordi? No. Prende di più di un medico che lavora al pronto soccorso. Ma guardi, le dico, credo di averglielo già detto, non vorrei essere ripetitivo, perché mi dicono che quando sono ripetitivo vuol dire che divento vecchio. Ho un amico medico, lavorava al pronto soccorso di Vicenza, si è licenziato per andare a fare il medico di base, ha detto perché era stanco, era stressato, non sotto l'aspetto economico, perché non ha di questo bisogno, sotto l'aspetto proprio dello stress. Lavorare al pronto soccorso era stressante, è andato a fare, Giorgio ha detto è più stressante che fare... No, ma ci credo, perché poi tu hai contatto con il cittadino, con il paziente, insomma, però per dire che può essere sicuramente una questione economica, non è solo una questione economica in alcuni casi. È vero, qui parlo soprattutto della parte ospedaliera, non la parte territoriale, che i nostri medici dovrebbero essere in generale pagati di più, ma qui c'è un problema nazionale, perché il contratto è un contratto nazionale e quindi noi possiamo fare poca roba da questo punto di vista. Però l'assessore regionale della sanità assieme al presidente della regione, quando va sul tavolo di lavoro... Sì, no, non c'è dubbio su questo. Lo potrà capire, non c'è che dubbio. Se è così, io credo una delle... Cioè, se noi facciamo il paragone rispetto a cosa prende un medico nostro, un medico in Germania, un medico in Francia, c'è una differenza abissale. Appunto, ma anche mi hanno detto che vedendo cosa prende un medico a Bolzano... Hai capito? Se io poi analizzo e guardo, mi sposto un attimino e vado... dei medici chirurghi che ci sono in Veneto, che sono di altissima qualità, di altissima specializzazione, di qualità enorme, e prendono uno stipendio, cioè, mi viene... Però sul medico di famiglia, allora sicuramente ci può essere anche la parte di stipendio, che però non è proprio così, ci sono altre categorie che stanno peggio, dicevo. Però secondo me lì noi dovremmo operare, quello che stiamo pensando di fare, proprio nel cercare di snellire il più possibile questo carico burocratico che loro hanno. Il problema che bisogna risolvere, perché da qui al 2025 passano 3 anni. No, ma lo stiamo già facendo. I pazienti che hanno bisogno... No, ma lo stiamo già facendo col sistema informatico uniforme in tutta la regione Veneto, insomma, con tutta una serie di iniziative che dovrebbero, con le ricette ripetitive direttamente in farmacia, cioè insomma con una serie di questioni che... Anche lì abbiamo avuto delle lamentele che provano a chiamare i numeri ovviamente degli uffici ospedalieri e non rispondono, perché lì ci sono numeri. Anche lì ne ho sentite. Sì, ma perché ci sono le sto mettendo tutte le problematiche. No, ma lo sappiamo, ci sono numeri intasati, i call center non sempre funzionano, cioè il numero verde di riferimento non sempre funziona, poi anch'io mi arrivano e mi dicono no, ma perché, facciamo un esempio così i telespettatori ci capiscono. No, io ho il mio medico di famiglia, pretendo di andarmi a fare la visita quando voglio, cioè vado lì, invece oggi funziona soprattutto dove sono in gruppo con la prenotazione e quindi con l'appuntamento, che per certi versi è meglio, nel senso che io so che vado a quell'ora e vengo visitata senza dover fare una mattinata in sala d'attesa ad aspettare. No, le urgenze vengono e devono essere comunque espletate subito.
C'è però, io insomma, ne parlavo anche l'altro giorno con alcuni medici, qualcuno che dicono ma allora ho questa paziente, è una paziente che io conosco, è cronica eccetera, devo fare il controllo per capire se la terapia è ancora una terapia insomma che va bene o devo cambiare qualcosa eccetera, devo bilanciarla in maniera diversa, la faccio venire tra 15 giorni perché adesso ho delle altre cose. La paziente non capisce questa cosa e quindi dice non funziona niente. Faccio che Quindi noi, io l'ho detto anche ai medici, dobbiamo essere molto alleati su questa cosa qui, sia noi come creare un'organizzazione più flessibile che venga incontro alle esigenze, dopodiché bisogna che cerchiamo di comunicare anche alla cittadinanza che in quel caso là, che tu dai una visita a una tua paziente, un tuo assistita a 15 giorni, l'hai data con cognizione di causa perché sai che non è un'emergenza, che devi guardare il piano terapeutico, lo puoi fare anche tra 10 giorni. Questo è il futuro, bisogna istradare la gente sotto questo aspetto. E io capisco, Assessore, le porto un paragone. Una volta lei andava nella banca, parlava direttamente, il rapporto era tra persona e persona, e tra persona e persona era anche delle volte sulla fiducia, cioè mi fido della Manuela Lanzarin, gli do 10.000 euro in più, le faccio un esempio, no? Oggi non è più così, oggi c'è un reparto burocratico. Ma lo posso capire sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto di una vita. L'aspetto della salute, l'aspetto sanitario, anche se uno ha lo un colpo di tosse e sentire il tuo medico che ti dice guarda Manuela Lanzarin che sia un colpo di tosse, sentiamo, ti visito dietro, anche placebo, mettiamola così, una cosa è tutt'altra cosa, capito? No, ma non c'è dubbio che ci nella programmazione del futuro della sanità bisogna tener conto anche di questo aspetto. No, ma non c'è dubbio che stiamo parlando di settori completamente diversi, che con una percezione, una sensibilità completamente diversa. È chiaro che bisogna quindi poi investire, se no nelle figure professionali, cioè adesso anche tutta la grande rivoluzione della medicina territoriale di prossimità con l'infermiere di famiglia, che quindi dovrebbe essere un infermiere a portata di mano, che se tu hai un problema di questo tipo, in Inghilterra gli infermieri per esempio hanno molte funzioni più dei nostri, cioè non dico che sono quasi insomma paragonati ai medici, ma fanno molte più funzioni, quindi anche noi proprio per andare incontro a delle questioni che non sono la questione della grande diagnosi o comunque che richiede quindi un consulto di un certo tipo, dovremmo utilizzare delle figure, formarle, gestirle anche in ambiti, nelle famose case della comunità, insomma come saranno nei distretti, e che siano a portata. Il problema è che purtroppo mancano anche tanti infermieri e quindi non è che diciamo investiamo negli infermieri e diamo intanto una risposta finché mancano i medici di famiglia e non riusciamo a avere il giro completo. Purtroppo è che mancano, cioè c'è stata una programmazione, una sottovalutazione, io non lo so cosa c'è stato, generale, che stiamo pagando in questo momento. Apro una parentesi anche sulla RSA, perché anche lì la mancanza, leggevo proprio oggi sui giornali che una RSA ha assunto, ovviamente li dovrà anche dare un insegnamento 12 domenicani perché è in carenza di infermieri. Nel ragionamento che faceva lei prima del medico che deve parlare quasi online con il paziente, io le porto un esempio personale, dico che magari non è professionalmente bello, però io ho una mia idea che un anziano quando va in una casa di riposo ha poca vita, cioè anche se sta bene, cambiando il modo di vivere dell'anziano stesso, se io ho la mamma, le faccio l'esempio, che ha 92 anni e non sta bene, ovviamente la porto in casa di riposo perché non riesco ad accudirla, sono sicuro che dura poco, e quindi la accudisco io, vivere 5 anni di più, però tanti non possono farlo e dunque per forza di cose, anche perché è costosa l'RSA, non è che ti venga data gratuitamente, ma anche lì non si può fare qualcosa per trovare personale, nell'aumentare anche, io le chiedo sempre le solite cose. No, ma le abbiamo provate tutte veramente, cioè abbiamo cercato di bloccare per un certo tipo i concorsi in azienda zero, perché sennò noi sappiamo che il personale, se c'è un concorso aperto nel pubblico, viene nel pubblico, ma anche perché l'infermiere si sente più vocato a fare l'attività infermieristica in ospedale che dentro una RSA, quindi abbiamo cercato di ritardare e bloccare. Abbiamo comunque mantenuto il fatto che le aziende sanitarie hanno continuato a prestare gli infermieri, anche se li assumevano loro perché avevano partecipato al concorso regionale sanitario, li continuavano a prestare all'interno dell'azienda all'interno della RSA e pagavamo noi la differenza. Abbiamo aperto sul discorso degli operatori
operatori sociosanitari complementari con la terza S, questo nuovo insomma figura che stiamo sviluppando e che quindi potrà per il futuro dare delle risposte. Il governo ha prorogato fino al 2023, quindi 31/12/2023, la possibilità di poter avere personale infermieristico, personale insomma delle professioni sanitarie anche dagli altri paesi, e quindi ci sono molte strutture che dall'Albania piuttosto che dalla Repubblica Dominicana piuttosto che da altre parti insomma stanno portando del personale, chiaramente che poi qui deve essere inserito, formato, a volte deve imparare anche un po' la lingua, quindi insomma c'è tutto delle procedure non proprio semplici. È chiaro che le strutture sociosanitarie, quindi noi parliamo di anziani, ma ci sono le strutture per i disabili, per la salute mentale, per i minori, in cui anche lì ci sono dei profili sanitari tipo l'infermiere, l'educatore piuttosto che l'operatore sociosanitario, sono strutture che stanno soffrendo. Do solo un dato: noi con le nostre università, Padova, Verona e Ferrara, perché Ferrara fa un corso di infermieristica ad Adria, quindi sta facendo un corso di infermieristica ad Adria, noi siamo riusciti ad aumentare più possibile negli ultimi 2 anni, siamo passati dai 1400 infermieri all'anno ai 1650. Quindi ne abbiamo aumentati 250 unità, che non sono sufficienti perché il nostro fabbisogno veneto, tra quelli che escono, i nuovi, le nuove strutture e tutto il resto, è di circa 4000. Quindi è chiaro che siamo ancora lontani. Noi siamo tornati a riparlare con le università, gli abbiamo detto vi troviamo con i comuni anche aule eccetera, proviamo anche a finanziare anche dei corsi eccetera, cerchiamo di aumentare il più possibile anche i posti. Dopodiché può succedere che ci sono i posti ma non vengono ricoperti, perché io credo che c'è anche una questione più generale, e anche qui che deve essere nazionale, di professione, di retribuzione, di anche inquadramento di queste professioni. Ma lei quando dice nazionale, anche le altre regioni, tranne sì, siamo tutti uguali. l'Alto Adige che non ha problemi? Allora, siamo tutti uguali. Noi come regione abbiamo lavorato a un documento che adesso andremo a riconsegnare ai nuovi ministri, l'avevamo consegnato a Speranza e a Draghi. Però purtroppo non è successo nulla, eravamo anche alla fine, insomma non lo so, adesso lo riconsegneremo a Schillaci, alla Meloni, a Giorgetti per quanto riguarda il MEF, che comunque c'è la componente economica, e a chi insomma necessario, in cui le regioni hanno analizzato il sistema e hanno fatto delle proposte per cercare di tamponare questa situazione. Vabbè, staremo a vedere cosa risponderà il governo. Sì. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, però non ne posso non parlare di una cosa che la reputo davvero, mi scusi il termine, non dico l'aggettivo perché sarebbe un brutto aggettivo. Allora, se la regia mi manda la grafica, è per far capire quello qui, praticamente nelle cooperative, ovviamente in mancanza di medici, tutto quello che abbiamo ragionato proprio va a pennello come chiusura di questa trasmissione con lei, ovviamente c'è poca disponibilità, ci sono pochi medici, un medico assunto in ospedale prende 120 euro a notte, per notte si intendono 8 ore lavorative, un specializzato invece che ne lavora 12 euro alla notte prende 1600, poi non ci sono chiamate o vengono chiamate dei gettonisti, così vengono definiti, praticamente dei medici o anziani o in pensione o addirittura non italiani, arrivano e riescono a percepire fino a 1200 euro a notte. Uno va lì, dice io mi licenzio, faccio 3 notti, prendo 3600 euro alla settimana, moltiplicato per 4 sono 14.500 euro lordi, va bene, chi me lo fa fare? Lavoro 3 notti alla settimana, sono a casa 4 notti alla settimana e guadagno 15.000 euro lordi. La domanda, non le sembra un po' vergognosa questa cosa qui? E lei mi dirà, è colpa del governo, ma quando andate al governo a parlarne, lo mettete sul piatto della bilancia, che è una cosa che non ha un senso, non è né rispettoso nei confronti di chi lavora, ma nemmeno rispettoso nei confronti di una logica imprenditoriale che dovrebbe esserci? No, è molto vergognosa, è sperequativa e non è equa. Quindi uso solo, e ha drogato un sistema, perché oggi il sistema con queste cose è drogato. Allora, cosa succede? Soprattutto per quanto riguarda pronto soccorsi, emergenza, urgenza, dove nessuno vuole più fare questa professione, nessuno. Quindi le borse di specializzazione vanno completamente deserte.
cioè non c'è più nessuno che si iscrive alla specialità, o pochissimi. Scusi, lasciatemelo pure, se riusciamo a dividere a metà, Marco, il monitor, perché è interessante lasciarlo, perché è significativo come ragionamento. Prego. E quindi allora cosa succede? Che le aziende sanitarie, una volta approvati tutti i canali ufficiali, quindi hanno fatto i concorsi, non ha partecipato nessuno, hanno fatto degli avvisi per dei lavoratori LP, liberi professionali, ne abbiamo tanti, cioè sono quelli non assunti a tempo determinato, hanno provato con altre manovre, non riescono. Allora, la soluzione è quella di chiudere quel servizio, di non garantire i livelli essenziali di assistenza e quindi ricorrono anche alla... Mi sono dimenticato una cosa importante, mi scusi se la interrompo davvero perché in questo caso sono maleducato, perché nel concetto è che poi tra l'altro quei medici vengono cambiati di notte in notte, vengono trasferiti da un ospedale all'altro, quindi io non ho più il mio medico di riferimento. Ma infatti io stavo dicendo, quindi non avendo trovato nessun'altra soluzione ricorrono quindi a meccanismi di questo tipo, la cooperazione tramite cooperative, e questi sono liberi professionisti che si iscrivono alle cooperative e che sono i cosiddetti gettonisti e vanno a gettone ogni notte, cambiano e quant'altro. Allora, questa questione noi l'abbiamo posta, abbiamo mandato anche una lettera formale dicendo, cioè, veniteci incontro. Noi come Regione Veneto cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto alzato, era una dei tre paragrafi di una legge che ci è stata impugnata al governo, ci hanno ottenuto solo questa, le altre parti ce l'hanno impugnate, in cui abbiamo detto noi arriviamo a pagare i nostri medici 100 euro, adesso dovrebbero essere pagati 60 euro, questo è il contratto, allora noi li paghiamo 100 euro per avvicinarsi a quanto prendono le cooperative. A noi, le nostre aziende sanitarie, abbiamo detto non sopra i 100 euro le cooperative, per capirci. Li paghiamo 100 euro se fanno delle prestazioni aggiuntive fuori dal loro orario all'interno tipo di pronti soccorsi, in modo che il cardiologo vuole fare delle ore in più perché può farle all'interno del pronto soccorso e viene pagato 100 euro. Come stiamo facendo con la cooperazione. E al tempo stesso abbiamo detto alle aziende sanitarie: monitorate molto bene lo strumento delle cooperative, quindi a parte i titoli, se questi rispettano i turni, e mantenete un livello di retribuzione che non deve superare i 100 euro. Cioè abbiamo intanto iniziato a fare un'operazione di questo tipo che ha avuto l'avallo dei sindacati che sono d'accordo con noi e che con noi stanno facendo questa battaglia anche a livello nazionale, perché noi, ripeto, così non creiamo un sistema strutturale, così distruggiamo il sistema. No, mi domando, pensi che ci sono delle associazioni proprio che non hanno niente a che vedere con i medici che riescono a organizzare appunto uno staff medico per fare tutti i gettonisti, e quindi diventa anche lì un lavoro di appalti, subappalti e tant'altro che nella vita siamo abituati, ma la cosa più grave, quello che le dicevo prima, è che il paziente non ha più lo stesso medico come punto di riferimento, cambia completamente, arriva un altro un'altra regione. Sì, ma poi a Milano, non mi ricordo bene su che ospedale, non vorrei dire, riprendo la parola e la porto indietro perché non vorrei sbagliare ospedale, è arrivato uno di 80 anni, addirittura uno straniero, a fare il medico per fare il gettonista, cioè parlo nella nostra regione, credo che davvero sia una cosa... Ma, ripeto, noi è uno strumento che diciamo non ricorrete a questo strumento a meno che non dobbiate chiudere a chiave il pronto soccorso perché non riuscite più a fare le prestazioni perché non avete nessuno. Quindi provate tutte le altre e con questa operazione che abbiamo fatto con i 100 euro, insomma, quindi dando dignità anche ai nostri professionisti del sistema sanitario, vediamo già che ci sono dei risultati. È una questione però che è sul tavolo nazionale perché è chiaro che sta creando un sistema drogato, io ho usato questa parola, in cui obiettivamente alla fine è un sistema non equo per nessuno. Certo. In conclusione, assessore Lazzarin, è dura, dorme la notte? Ma abbastanza, insomma, un po' di insonnia ce l'ho, però insomma cerco anche...
tra parentesi, assieme al Presidente della Regione, responsabile della sanità, cerco anche 5 di, milioni no, di persone. è dura, nel senso che anche i numeri sono numeri importanti, dicevamo prima, insomma 60.000 dipendenti, 68 ospedali, 80.000 prestazioni all'anno, cioè 2 milioni di accessi al pronto soccorso, cioè è chiaro che i problemi ci sono tanti e quindi obiettivamente le richieste sono tante, le pretese sono tante, però io sono anche convinta che noi dobbiamo anche essere molto grati e reputarci molto fortunati, perché abbiamo un sistema sanitario nazionale che ci è invidiato, che garantisce a tutti la cura, sta cercando anche ma garantisce a tutti la cura, il sistema universalistico sancito dalla Costituzione, dalla nostra Costituzione, e che comunque oggi ha all'interno dei professionisti di altissimo livello. È chiaro che ci sono dei problemi su cui stiamo cercando di intervenire con degli interventi chirurgici puntuali, degli interventi che però devono essere non solo dell'emergenza, perché oggi stiamo operando in emergenza ancora, ma devono essere anche strutturali, quindi con un pensiero verso il futuro. Beh, guardi, sotto questo punto di vista ha ragione, guarda, io le dico, conosco benissimo i primari perché ne ho avuto sfortunatamente bisogno. Quando sono stato operato io mi hanno aperto dappertutto, oggi c'è il robottino che entra, oggi, non è invadente. No. Cioè, oggi con le tecniche cliniche, tecnologiche, chiaramente, anche se pensiamo anche alla degenza post-operatoria, insomma, quindi è chiaro che i passi da gigante li abbiamo fatti in maniera incredibile. Il capitale umano, però lo dico sempre, resta fondamentale, cioè non è sostituibile. Noi possiamo anche comprare, lo facciamo ogni anno, le attrezzature di ultima generazione, di ultimo livello, la robotica, inserire l'intelligenza artificiale, ma il capitale umano è quello che fa la differenza ed è quello che anche, visto che parlavamo prima del cittadino, del paziente che deve avere un riferimento, è il riferimento per il paziente, per il cittadino. Sono perfettamente d'accordo sulla qualità della sanità e dei professionisti che ci lavorano in Veneto e credo anche nella nostra nazione. Grazie Assessore Emanuele Lanzani, è sempre importante averla ospite perché ovviamente dà delle spiegazioni ai cittadini che sicuramente sotto un aspetto sanitario ne hanno assolutamente bisogno, quindi la ringrazio ogni volta che viene a trovarmi, davvero grazie. Grazie a voi invece per questa opportunità, perché in maniera trasparente io credo è giusto che noi, insomma io che ho un ruolo importante politico istituzionale, cerchiamo anche di far passare il messaggio di com'è la situazione senza nascondere che sicuramente ci sono dei problemi, ma che anche siamo molto fortunati ed è un sistema che continua a essere alimentato. Grazie Assessore, invece andiamo in pubblicità, poi al rientro avremo Cristian Bottaro che per la provincia ci spiegherà tutti gli eventi che accadranno qui in Padova e nella provincia di Padova. Rimanete con noi a tra poco.